abbiamo sentito delle grida, io e mio marito, che stavamo guardando la televisione. Mi sono affacciata al terrazzino e ho visto dei bambini che gridavano, che urlavano più che gridavano. Abbiamo pensato, a volte ci sono i compleanni, sai, i bambini giocano, fanno le feste. Dopo però ho visto Rino che saliva le scale di casa. L'ho chiamato: Rino, Rino, cos'è successo? Non mi ha dato risposta, è entrato in casa. È in stato di fermo nel carcere di Treviso Rosario Magliarisi, il professore di tecnica di laboratorio che ieri nel tardo pomeriggio, dopo aver accoltellato la moglie davanti ai due figli, si è dato alla fuga in auto. Dopo 2 ore e mezza il cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri a Mogliano Veneto con l'accusa di tentato omicidio e lesioni. La lite, scoppiata tra le pareti di un'abitazione in via Arta Terme a Noale, per poco non è sfociata nell'ennesimo episodio di femminicidio. Una furia cieca che l'uomo ha rivolto verso la moglie Renata Vedovato, colpita da più fendenti al collo, alla testa e alla mano destra, ferite causate nell'estremo tentativo di difendersi. La 42enne, in stato di shock, subito assistita dal personale del SUEM, ha riportato lesioni non gravi, per le quali è comunque ricoverata all'ospedale di Milano. Non ci sarebbero denunce pregresse di maltrattamenti in famiglia a carico del professore. C'è da rimanere veramente esterrefatti. Sì, sì, perché guarda, per noi è una coppia che sono 6 anni che abitano qua. Non sono mai, cioè non avremmo mai pensato una cosa del genere. Noi non li abbiamo mai sentiti litigare. Mi sono meravigliata in effetti perché non me l'aspettavo. Sono cose brutte che non dovrebbero succedere, ma sono successe. È stato il figlio maggiore, un ragazzino di 10 anni, a chiedere aiuto, cercando in tutti i modi di raggiungere con il telefono della mamma le due zie che sono accorse per dare manforte, scontrandosi a loro volta con il cinquantenne che avrebbe ferito anche una di loro alla testa. Le sorelle, assieme ai bambini, sono uscite per trovare rifugio nell'abitazione di un vicino, mentre l'uomo è salito in macchina per fuggire.